contribuzione per i dipendenti nella fattispecie e a ciò che è San Veneto. Li possiamo entrambi mettere sotto il cappello del cosiddetto welfare contrattuale. Cosa vuol dire? Che sono sistemi della cosiddetta bilateralità dell'artigianato in Veneto che sono previsti a livello della contrattazione non collettiva, ma di secondo livello, che è la contrattazione che viene effettuata a livello regionale ulteriore su quella collettiva. La regione Veneto fortunatamente è una regione che funziona benissimo da questo punto di vista e ha istituito un fondo come quello di Sani in Veneto, dedicato principalmente ai dipendenti, e quello che è l'ente bilaterale dell'artigianato veneto, che per l'appunto è EBAV. Non mi soffermo ulteriormente su introduzione o quant'altro, nell'eventualità invito chiunque, a seconda della tipologia di contratto che ha e del posto di lavoro, può leggersi tranquillamente il contratto di riferimento e troverà tutto scritto e segnato. Sono opportunità, aggiungo, EBAV lo versate anche voi in qualità di dipendente, lo versa un datore di lavoro e lo versa il dipendente stesso. Se voi controllate nella vostra busta paga troverete delle trattenute da questo punto di vista e vi danno accesso a una serie di contributi che nella fattispecie, per poterli vedere nella maniera più semplice, vi faccio proprio l'esempio pratico di come si può fare. Allora, sto condividendo lo schermo e vediamo un attimo di andare a datemi conferma se vedete per cortesia lo schermo condiviso. Sì, 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 vediamo. Perfetto. Andando semplicemente sul sito di EBAV, non sto a spiegarvi come arrivarci perché penso che sia superfluo. Nell'area catalogo, questo è il sito istituzionale di EBAV, nell'area catalogo si accede proprio al vero e proprio catalogo di tutti i contributi che annualmente EBAV mette in piedi. A livello informativo, tutti i contributi sono codificati con lettera e numero. La A sta per azienda, ok? Quindi voi in qualità di dipendente non vi avete accesso. Tutti i contributi con la lettera D stanno per dipendenti e questi ciascun dipendente ne ha accesso. Una precisazione: EBAV ovviamente funziona a seconda del contratto collettivo di riferimento, pertanto ci sono determinati contratti, determinate tipologie di lavoro che accedono a una serie di contributi, altri lavori per il tipo di contratto che accedono ad altri contributi. L'esempio è molto semplice. Il contratto della metalmeccanica, che va a ricomprendere tutto ciò che è la meccanica di produzione, per fare un esempio, o tutta l'impiantistica, ha un numero di dipendenti molto alto, conseguentemente i versamenti sono molto alti, conseguentemente dà accesso numericamente a più contributi rispetto, ad esempio, a quello che può essere il contratto di riferimento del legno, dove numericamente all'interno della regione Veneto il numero di dipendenti è inferiore e quindi le risorse accantonate sono evidentemente inferiori. Per avere un'idea pratica del proprio, perché poi ognuno è giusto che guardi il proprio, vedete, è tutto suddiviso per settori lavorativi. La metalmeccanica, ribadisco, va a ricomprendere tutto ciò che è la meccanica sia di produzione, ovviamente, e anche tutta l'impiantistica, idraulici compresi. Se qualcuno avesse dei dubbi su quale sia la tipologia di contratto che gli è applicato, al di là del mestiere, per l'amor del cielo, lo troverà comunque sulla propria busta paga. Di solito è sempre segnato in alto sulla sinistra. Alla peggio lo potete domandare all'impresa, ve lo sa dire chiaramente. Prendiamo l'esempio pratico, non facciamo la metalmeccanica, facciamo acconciatura estetica, quindi il catalogo andrà a selezionare solo i contributi dedicati
acconciatura estetica, e prendiamo come esempio pratico come dipendenti. Questi sono tutti i contributi cui i dipendenti nel settore acconciatura estetica e tatuaggio hanno accesso. Sono nominati per tipologia, esempio pratico, sussidi essenziali figli a carico, in caso di maternità o consolidamento professionalità. Ne prendo un paio perché almeno così diamo un'idea un po' più chiara di cosa si intende. Andando all'interno della singola pagina viene specificato com'è il contributo, ok, vedete specifiche, e come si può presentare. Tradotto sono i requisiti di accesso. L'esempio pratico sul contributo in questione: il sussidio previsto solo per i dipendenti con ISA inferiore a 23.000 euro. Eccoci. E qua identificano anche le varie categorie. È ovvio che noi abbiamo già selezionato acconciatura estetica perché io sono dipendente del settore di acconciatura, a titolo esemplificativo. Qualora avessi un figlio a carico, posso fare una richiesta e ottengo 200 euro, qualora sono 2, sono 400 e via dicendo. Sono suddivisi, e qua l'esempio diventa chiaro, anche in base a quello che è la tipologia di contributo, che viene diviso per categorie. La domanda, scendendo sulla stessa pagina, si va a vedere quello che è la documentazione necessaria. Giustamente l'ISEE, visto che hanno appena detto che il contributo si accede con l'ISEE scaglionato fino al, scusate non ricordo, ai 23.000 euro, e la domanda. La domanda è una domanda semplicissima, che va a richiedere codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, insomma i vostri dati, i dati dell'azienda, i vostri contatti, basta un indirizzo mail, sia chiaro. Ci sono una serie di informazioni, perché sono domande magari standardizzate, tipo data di licenziamento, che non è che uno debba compilarla per ovvie motivazioni, coordinate IBAN, lo stato famiglia, situazione familiare, l'eventuale pagina successiva, sempre indicando i dati se coniuge o comunque non coniugati, questo va compilato e firmato. Le domande, mi raccomando, non possono essere inserite direttamente dal dipendente, ma devono transitare per forza attraverso gli sportelli EBAV presso le parti costituenti che sono da una parte datoriale, Confartigianato, CNA e Casaltigiani, da parte sindacale, CGIL, CISL e UIL. Tenete conto che tutte le domande dei dipendenti debbono essere inserite unicamente e forzatamente da parte dei sindacati. Lo sportello EBA presso il Confartigianato non può inserirle perché non ha accesso al portale dei dipendenti. Ciò detto, nulla cambia, perché nel momento stesso in cui voi la inoltrate via mail completa della documentazione, ci penso io o la collega che segue assieme a me lo sportello a inoltrarlo direttamente al sindacato lavoratori per gli inserimenti. Riceverete la mail di turno da parte di EBA al contatto indicato, in cui vi indicherà domanda emessa e domanda che verrà poi erogata, o qualora ci fossero delle problematiche perché manca della documentazione, domanda sospesa. Comunque EVA passa sempre le informazioni. Un altro contributo che vi invito, e questo è valevole per tutti, è il consolidamento della professionalità, ok? Dove è una premialità, una tantum che viene data al dipendente che ha 5 anni di anzianità nella stessa azienda, per farla breve. Per cui, e qua si vedono, è un obolo di 500 euro, per cui, esempio pratico, il dipendente dell'impresa X, sono 5 anni ormai che sono all'interno dell'impresa, presente domanda. È una domanda che va su un massimo di beneficiari a livello Veneto. Non la ottengo quest'anno, ma la ripropongo il prossimo anno. E a seconda di quelle che sono eventualmente uno che ha fatto formazione individuale, oppure perdonate, il suo contratto da apprendista si è trasformato in indeterminato, o
per eventuali altre motivazioni, sostegno al reddito, all'integrazione e sospensione, e sussidi scolastici, quindi nel momento stesso in cui i figli sono iscritti alle scuole, acquisto prima casa, ci sono una serie di contributi che vanno un attimo analizzati. Questi che sono legati al concettura estetica, se vado a prendere la metalmeccanica, aumentano, e motivo l'ho precisato prima. Esempio pratico: quest'anno hanno inserito anche un contributo dedicato al costo delle bollette, sempre col parametro dell'ISE fino a, e il settore della metalmeccanica, che sono dedicato adesso, recupera 200 euro, sempre con la domanda e compilata e firmata e i documenti da allegare che sono ISE. Ovviamente, qualora ci siano dubbi, domande, come associazione siamo disponibilissimi, mi chiamate e vedo un attimo di aiutarmi nella comprensione. Qualora, ammetto, magari la domanda entri in un tecnicismo, perché essendo legata al mondo dei dipendenti, vi passo direttamente i contatti dei colleghi che seguono gli sportelli EVA nelle associazioni sindacali e vi confrontate. Sono tutte attività che debbono essere gratuite, ovviamente, e rivolte ai dipendenti dell'artigianato. Non può essere chiesto alcunché da un punto di vista economico. Ovviamente, se qualcuno ha domande, casomai scrivetele pure in chat. E alla fine io manderò i contatti, anche ve li scrivo immediatamente, i contatti diretti 11505. Vi do anche la mail, che è per inviare eventuale documento 92 11 505. Vi passo anche la mail per inviare eventuale documentazione, per inviare le domande, in poche parole. È una mail dedicata, così l'avete a disposizione. Nell'eventualità che qualcuno abbia qualche domanda un po' più specifica sulla propria casistica, non esitate, mi date un colpo di telefono, se posso vi aiuto io nel decifrare quello che abbiamo appena visto sommariamente, oppure vi passo i contatti diretti dei colleghi che vi sapranno aiutare, ribadisco, gratuitamente, senza chiedere nulla o alcunché in cambio. Ecco. È ovvio che questo è un momento in cui abbiamo visto sommariamente. Vi invito magari a ciascuno andare a verificarlo, se lo va a guardare e riesce a vedere pertanto anche relativamente alla propria tipologia di attività lavorativa quelli che sono i contributi dedicati. C'è roba che può essere interessante. Ecco. E mi collego in questo momento e vado direttamente invece su Sani in Veneto. La metodologia è la stessa, per cui San Google, Sani in Veneto, e questa è la pagina di Sani in Veneto. Ora, Sani in Veneto voi non lo versate, ma ve lo versa il datore di lavoro. Il vostro datore di lavoro mensilmente versa 10,62 euro e vi dà accesso a un vero e proprio fondo di assistenza sanitaria integrativa. Cosa vuol dire? Che qualsiasi prestazione sanitaria che voi andiate a sostenere vi viene rimborsata, non in toto ovviamente, ma vi viene rimborsata in parte. Faccio un esempio su tutti: igiene dentale, perché quella la facciamo tutti, mi auguro, e che ha una spesa approssimativa che andrà dagli 80 ai 100 euro, dipende dal vostro dentista. Facciamo 100 euro, che spendete 100 euro dal dentista, benissimo. Attenzione, i dentisti non debbono essere convenzionati, mi raccomando, ma può essere qualsiasi dentista, il vostro dentista, la vostra ginecologa, o chi per esso è il vostro fisioterapista, la vostra psicologa e via dicendo. Non è necessario rivolgersi a centri convenzionati. Questo è tanta roba rispetto a tante altre forme che vi sono di welfare contrattuale. Il Veneto su questo è precursore, mettiamola così.
Per cui nel momento stesso in cui voi vi farete la vostra pulizia dei denti, tornerete a casa, avrete la fattura in mano e presenterete domanda. Vi viene rimborsato nella fattispecie 40 euro, per cui di quei 100 euro altri 40 euro vi tornano sul conto corrente, i restanti 60 li andrete a presentare nella vostra dichiarazione dei redditi l'anno successivo. Okay? Avviene in automatico, perché se voi oggi vi spendete 100 e recuperate 40 tramite San in Veneto, il prossimo anno quando farete la dichiarazione dei redditi e andate a vedere la vostra precompilata di turno, li troverete già segnati. Lo Stato non si fa fregare, ahimè. E io ci ho provato e l'anno successivo me ne hanno richiesti intorno. Adesso si sono allineati. Per avere un'idea un po' più pratica di quello che sono i vari rimborsi a seconda della prestazione, la cosa più semplice è dipendenti, qua e scusatemi, prestazioni dipendenti. Le vanno a individuare per macro settori. Andandoci sopra si scoprono l'accesso a i vari ritorni economici con alcune specifiche, ovviamente. Eliminiamo gli interventi chirurgici e andando sul banalissimo visite specialistiche, dove ci rientrano anche l'eventuale visita alla psicologa, oculista, ginecologo, chi più ne ha più ne metta, ok? Il rimborso, eccoli qui, è pari a 46 euro. Per cui, attenzione, io in questo caso noi stiamo parlando delle visite private, perché se vado a mezzo ticket, presento il mio ticket e mi viene rimborsato il costo del ticket, non mi viene rimborsato ulteriori x euro. Spendo 150 euro di una visita, recupero 46 euro,15 e nella mia dichiarazione dei redditi presenterò la differenza che avviene in automatico. L'unica questione, perché va un po' letta, perché hanno un po' cambiato nel corso degli anni, hanno inserito, perché vi sono stati tanti momenti in cui la gente se ne è approfittata e fondamentalmente hanno un po' uniformato quelli che sono i requisiti di accesso, ovvero sia che genericamente viene richiesta la prescrizione da parte del medico di medicina, perché se io vado a fare la visita di turno chiedo una prescrizione del medico, attenzione, prima la prescrizione del medico di base, poi faccio la visita, ok? E le allegano entrambe. Hanno stabilito dei massimali che, come vedo, è di 1.000 euro, lo trovo abbastanza consono, ma va a ricomprendere anche le visite psicoterapia barra visite psicologiche che le vanno ad accorpare a un massimo di 10 sedute. Attenzione, andate a verificarlo, ribadisco è gratuito per voi perché vi viene pagato, quindi per cui lo utilizzerei a prescindere. Sono esentate dall'obbligo di prescrizione da parte del medico di base. Le prestazioni le trovate sempre segnate, rimborsate all'interno di iniziative di massimo le 3 visite, eccole qua, le visita cardiologica, urologica, sinologica, ginecologa e dermatologica. Per cui ci sono ovviamente delle eccezioni. Andate a verificarlo man mano. L'altro, uno dei contributi, qua trovate tutto l'odontoiatria, che sappiamo benissimo i costi che hanno. Troviamo le lenti, poiché per chi porta occhiali, ad esempio, rimborsano 300 euro. Ok? Attenzione, non ovviamente sul costo della montatura, perché se voglio la montatura in pelle di leopardo la pago quello che la pago, me la pago io, ma vanno a rimborsare le lenti. Attenzione, nella fattispecie vanno a chiedere sempre dichiarazione di conformità. Non è nulla di particolare, l'ottico, chi per esso che vi venda le lenti graduate ve la dà, perché non può non darvela in quanto classificato come dispositivo
dispositivo medico. Un'altra cosa che dico sempre a chiunque, se noi andiamo a vedere i costi di quelli che sono i costi del dentista, perché la visita e l'otturazione ha sempre dei costi contenuti, ma quando cominciamo a dover piazzarci un impianto, una corona, e lì i costi schizzano, rimborsano il 50% con un massimale annuo di 1.000 euro. Tradotto lo dico perché se uno deve fare 2 impianti si farà 2 conti, un ragionamento, se non ha necessità di fretta e urgenza si organizzerà conseguentemente. Uno lo faccio nel 25, l'avrei dovuto fare nel 25 e l'altro nel 26, insomma, e si va a incamerare il massimale annuo, perché nel momento stesso in cui io spendo 10.000 euro in corona, il massimale annuo rimane 1.000. Per ciascun pacchetto maternità, attenzione, che è molto interessante anche questo, che sono 500 euro, rimborsano i pannolini, ok? E lì basta trattenere semplicemente quello che è la propria, lo scontrino. Per richiedere rimborsi non è una procedura complicata, perché sono 2, e questo sta a seconda, uno volendo si registrerà, adesso al di là di che non rientro, non hai un account, registrati, attenzione, voi siete già registrati concettualmente tramite codice fiscale, nel momento stesso in cui volete attivare la vostra pagina, inserirete il vostro codice fiscale, l'indirizzo mail e avrete accesso alla vostra pagina e potrete caricare in autonomia le varie fatture. Ok, attenzione, le fatture ovviamente, perché se io sono stato, se fossi stato assunto a ottobre 2025, io potrò presentare le fatture da ottobre 2025 in poi, ma se fossi stato assunto banalmente nel 2020, facendo un'altra data a caso, entro il 30 aprile di quest'anno si possono ancora presentare le domande relative al 2024, perché rimborsavano fino a 2 anni prima. Tradotto, 30 aprile si possono presentare tutte le domande le fatture, scusatemi, dal 1° maggio del 2024 al 30 di aprile 2026. Per tutti gli anni a venire il termine del 30 aprile è come quando si presentano le dichiarazioni del reddito. Il termine del 30 aprile sarà il termine ultimo per poter presentare le domande dell'anno precedente. Pertanto 30 aprile 2026 sarà il termine ultimo per presentare le fatture relative su spese sostenute nel corso del 2025. Io francamente le inserisco sempre di pacca dopo che le ho pagate per non dimenticarmele per strada. Ribadisco, è un vostro diritto, vi viene pagato, utilizzatelo. Attenzione, se chi ovviamente tanto quanto EBA va allo stesso tempo all'interno dell'associazione sono previsti gli sportelli, quindi vi è anche uno sportello Sano in Veneto. In questo caso non vi è un distinguo datore di lavoro dipendente, pertanto tutte le pratiche di rimborso, le fatture per intendersi, voi potete anche tranquillamente inviarle via mail, vi sarà ovviamente da compilare la privacy di turno, che sia chiaro, l'indicazione di utilizzo dello sportello, sono 2 documenti. Fatto quello, insieme alla fattura andiamo a presentarle all'interno del portale direttamente gratuitamente, sia chiaro. Per cui chi preferisce muoversi in autonomia o vuoi perché non ha tante motivazioni, chi invece vuole che abbia meno dimestichezza o abbia maggior pigrizia può raccogliere le proprie fatture, scansionarle, scansione decente, insieme alla documentazione del caso, che come vi ho fatto vedere troverete linkata sul sito, e inoltrare richiesta. La mail vi risponderà automaticamente dicendo mi mandi anche questo documento che è la privacy e la scelta dello sportello. Fatto ciò, la domanda viene inserita direttamente.
Ecco, motivo per il quale, mamma mia che bravo che sono nei tempi, se avete ulteriori domande fatemele pure, anche in questo caso per avere informazioni su San Invento, magari da un punto di vista meramente tecnico operativo, non sarò il più esperto, ma la collega, la Simonetta, è una macchina da guerra su questo, quindi vi aiuterà di sicuro. Vi lascio sempre il mio contatto, vi lascio anche il contatto della mail dedicata per inviare le varie fatture che poi andremo a inserire per chi ne abbia necessità. Ribadisco, qualcuno ha domande, me le scriva pure, anche adesso qua in diretta, Esatto, oppure cioè, avete i miei contatti. se volete, se avete domande finché Michele scrive, potete mettetele in chat che poi magari le leggiamo e possono essere anche di interesse per tutti gli altri. Finché insomma vi do il tempo magari di scrivere, ribadisco quanto detto da Michele, è un servizio solitamente gratuito, nessuno vi può chiedere un compenso per presentare queste pratiche, mi raccomando. Purtroppo, come in tutti i settori, le persone disoneste ci sono, è un servizio, non possono richiedervi alcunché per farvi questo servizio. Se avete bisogno, San in Veneto, come ha detto bene Michele, possiamo presentare direttamente anche noi, caricarvi noi le fatture, mandate tutto alla mail, c'è la Simonetta, insomma, che vi dà tutte anche le informazioni che sono necessarie. Sfruttate, cioè so che magari bisogna mettersi un attimo lì a leggersi il sito e tutto il resto, però ci sono delle buone opportunità, le pagate perché le pagano i datori di lavoro, ma anche voi sfruttatele. Allora, un attimo, vedo Elisabetta Corso, un breve accenno sul Sani in famiglia. Come funziona? Benissimo. Allora, esempio pratico. E va fatta una piccola parentesi. Il datore di lavoro paga al dipendente l'accesso al rimborso delle prestazioni. Punto. All'interno di, prendiamo me come esempio pratico. Quindi io se ne invento, presento le mie fatture. Nella mia copertura che mi paga il mio datore di lavoro, può rientrarvi l'eventuale moglie a carico. Se mia moglie fosse a mio carico, sarebbe anche lei inclusa, e eventuali miei figli fino ai 2 anni di età. Okay. Nel momento stesso in cui mia moglie non è a carico, e non lo è, vorrei essere io a carico, ma non posso, non me lo concede, volessi io aggiungere mia moglie o l'eventuale mio figlio arrivasse a compiere i 2 anni, quindi avesse 3 anni, per fare un esempio pratico, posso scegliere di pagare volontariamente, si chiama cosiddetta tutela volontaria, di estendere la tutela anche a un mio familiare, quindi a mia moglie o all'eventuale mio figlio. Questione costi, perché poi l'accesso alle prestazioni sono identiche, quelle che ho io come dipendente sono paro paro quelle che avrebbe eventualmente mia moglie nel momento stesso in cui si registrasse, se la attivasse. E per avere un'idea lo trovate proprio dipendenti familiari dei dipendenti, per cui lo vanno a inquadrare un attimino, ma andiamo alla componente costi, che è quella che interessa. Se mia moglie la volesse aderire, ok, avrebbe un costo pari a 200 euro all'anno. Voglio a mia moglie e mio figlio di 5 anni, sarebbe 200 più 200. Attenzione, due aspetti da questo punto di vista. Uno, la copertura è immediata. Cosa voglio dire? Che oggi siamo il 24 marzo, se si scrivessi oggi mia moglie, la copertura scatterebbe dal 1° di marzo, ma il vincolo tradotto si rinnova fino al terzo anno, e solo prima del terzo anno posso esercitare disdetta. Tradotto, e devo ragionare che quei 200 euro sono concettualmente su 3 anni 600 euro. Benissimo. E lì va fatta sempre, dal mio punto di vista, una valutazione costo-beneficio. Torno a dire, se non ho visite in programma su mio figlio per i prossimi mesi,
lo andrò ad attivare nell'eventualità quando ho necessità, e quindi a settembre, perché a settembre che sono programmati una serie di eventi. Altro appunto su questo, soprattutto sulla questione figli. L'apparecchio, perché è quello che tutti pensano, l'apparecchio, il rimborso massimo su un apparecchio è pari a 600 euro. Tradotto, è vero, io mi iscrivo, ho 200, 200, 200 perché si ragiona sui 3 anni, il rimborso massimo sull'apparecchio è di 600 euro, non mi ricordo se su 3 anni, ma è fatto apposta per evitare che ci sia un gioco di favoritismo. Anche in questo caso l'eventuale aggiunta del familiare, poiché Elisabetta chiedeva, vuole esempio, chiede, o Giorgio chiedeva o chiede di poter aggiungere il proprio familiare, mi avvisa, i contatti li avete, vi mando il modulo, ve lo faccio io direttamente. Quello assolutamente, torno a dire, sono operazioni doverosamente completamente gratuite, mi raccomando. Mi pare anche di poter aggiungere che per familiare si intende anche il convivente, non Esatto. necessariamente sposato, quindi anche un convivente può estendere, anche per un convivente, quindi che non c'è il vincolo sul matrimonio, si può estendere la copertura Confermo, il pagando. requisito fondamentalmente è la residenza, definiamola così che è più ampio, che è più ampio. Ok, quindi se non ho capito male, Michele, il figlio fino a 2 anni non c'è bisogno di fare nessuna estensione, le spese le puoi Confermo, caricare lo stesso. Come pure moglie o marito, però devono essere a immagino, esatto, carico del assolutamente. dipendente. Dopo i due Fanno le verifiche, mi raccomando, sì, cioè, ecco. certo, mi raccomando. Dopo i 2 anni invece anche per i figli bisogna fare l'estensione di polizza. Sì, polizza. Perfetto. Ehm, Dal mio punto di vista è sempre un ragionamento di convenienza, perché non essendo un onere, ognuno fa un proprio ragionamento su costo-beneficio. Uno sa che ho un costo fisso annuale e fa una valutazione su quello che è il proprio ritorno da un punto di vista di rimborso. Eccoci. Sì, ecco, aggiungo che diciamo che polizze di copertura sanitaria anche con spese dentiste e così sul mercato difficilmente si trovano a 200 euro, quindi fate una valutazione, magari fate anche, nel senso è vero se ci sono spese in arrivo, ma 200 euro con un paio di visite cioè, sono già usciti, insomma è comunque una buona copertura assicurativa. E poi se devi andare dal dentista te lo sei già ripagato completamente. Il dentista è e non è così rigido San in Veneto. L'hanno un po' irrigidito nell'ultimo periodo, secondo me doverosamente, ma non rimane un liquidatore ostico, anzi. I Ribadisco, poi tempistiche? passando per il tramite dello sportello, lo sportello cosa fa? Anche la possibilità di nel caso di sospensione di pratica o quant'altro, di seguirle, di inviare ticket e di starci dietro. È un plus rispetto a quello che può fare magari la persona singola. Per cui non fatevi scrupolo e sfruttiamo tutti la Simonetta, cara Simonetta, che in questo momento non mi sta sentendo. Perfetto. Che tempistiche hanno generalmente di liquidazione? Così, È un mesetto, su sì, per quindi giù. sono Sulle abbastanza cose brevi. semplici un mesetto e tutto, magari su cose dove vanno a chiedere integrazione ai documenti o situazioni sanitarie un po' più complicate magari vengono analizzate un attimino. La classica pulizia dei denti, la classica otturazione, la classica visita, che tanto c'è un pezzo di carta ed è molto semplice e chiaro quello che uno è andato a fare, viene liquidato brevemente. Ecco. Ok, lascio ancora così qualche minuto, chiacchieriamo, che magari qualcuno ha qualche domanda che vuole aggiungere, qualche altra curiosità. E, Assolutamente. come dicevo, sì, lo so, bisogna magari perdere un attimino di tempo, guardarsi il sito, però ci sono delle opportunità anche per quanto riguarda EBAV
che quella, insomma, abbiamo parlato all'inizio, che cioè, le persone non conoscono e non sono minimamente sfruttate, quindi i soldi, tra virgolette, rimangono lì perché nessuno fa le richieste. Quindi perdeteci oppure chiamateci, insomma, per sapere se c'è qualcosa per quella cosa, perché veramente ci sono risorse ed è un peccato perché, ripeto, paghiamo per questo ed è, insomma, utilizziamole al massimo, insomma, di quello che si può. Anche perché torno a dirvi, EVA ve lo versate anche voi, per cui sono soldi Esatto, vostri. Il San in esatto. Veneto vi viene versato, trovo che sia assurdo non utilizzarlo, perché tanto di sicuro ciascuno di noi qualcosa dal punto di vista sanitario all'anno lo spende, senza andare a pensare a cose drammatiche. Intelligentemente, questa è la forza della bilateralità in Veneto, ciascuna associazione, e questo vale sia per l'associazione naturale sia per i sindacati lavoratori, all'interno dei propri sportelli, quindi persone che danno le informazioni del caso. Gratuitamente, torno a dire, lo sottolineo perché sono tante le casistiche, soprattutto con certi studi di consulenza, non sto puntando il dito contro nessuno, che sia chiaro che magari chiedono una percentuale per la compilazione delle domande che si tratta di scriverla proprio nella grafica, e quindi penso che sia abbastanza semplice. Eccoci. Vedo che nessuno chiede Buonissimo. qualcos'altro, per Bene. cui o sono Direi, stato chiaro, vi ho annoiato, e a prescindere io do per scontato di essere stato chiaro. ecco, Non provate a io, sobbarcarmi di telefonate domani quando potevate chiederlo oggi. allora io vi ringrazio tutti quanti per esservi collegati. Ci saranno tutta una, adesso abbiamo iniziato insomma questo formato, queste che chiamiamo pillole di informazione, su anche altre tematiche, quella previdenziale per gli artigiani e altri incontri, insomma, sempre con questa modalità veloce e abbastanza, insomma, anche flessibile. Quindi vi invito insomma a seguirci. Abbiamo anche creato un canale WhatsApp dove mettiamo insomma tutte le notizie. Sapete che i canali insomma non sono chat, non sono, quindi non disturbano, non è che vi arrivano notifiche e quant'altro. Quando volete entrate, vi guardate insomma le prossime pillole di formazione che faremo, e quindi vi invito insomma anche a seguirci lì. E per qualsiasi cosa, insomma, chiamateci che siamo a disposizione. Il prossimo, e lo suggerisco adesso, potremmo farlo sul fondo di evidenza complementare che è Solidarietà Veneto, che è il terzo anello della bilateralità in Veneto, visto che rivolto magari ai vari dipendenti può essere molto interessante. Bella La idea, gestione del proprio TFR, tradotto in termini di spicci. esatto, per evitare di avere batoste a fine rapporto lavorativo dal punto di vista proprio di tasse e così via. Va Confermo. bene, dai, allora grazie, siamo abbastanza nei tempi e spero insomma che sia stato interessante. Lo registriamo, quindi se magari qualche vostro collega se l'è perso, poi lo carichiamo su YouTube, insomma sui nostri social, così potete vederlo. E grazie ancora a tutti e buona serata. Buona serata.